Ci troviamo alla palestra Luzzo al termine di un allenamento della Pallavolo Feltre assieme a Federica Scopel. Ciao Federica. Ciao. Alzatrice della Pallavolo Feltre, dopo un periodo di quasi 2 anni di fermo da parte tua sei ritornata a giocare. Sì. Come ti sei trovata, come ti stai trovando con le tue compagne, nuove compagne? L'accoglienza è stata ottima, mi trovo bene con le ragazze e diciamo mi è ritornata la voglia di essere in palestra, quindi credo che sia importante questo e mi trovo bene, insomma, ecco. Ti trovi bene, si trovano molto bene anche le tue compagne con te, che sono tutte molto più tranquille, insomma la tua esperienza in palleggio e in tanti anni di pallavolo si fa subito vedere. Sì, diciamo che è una cosa che mi viene abbastanza naturale, stare in campo, cercare di sostenere le compagne, anche se lo faccio in maniera un po' silenziosa a volte, ma mi fa piacere, insomma, che passi questo messaggio, insomma. Non solo passa questo messaggio, ma passa anche che vi state divertendo, lo si vede negli allenamenti e anche nelle partite. Anche il derby con il Limana è tra quelle partite che, insomma, un derby si sente in ogni caso, ma si vedeva che vi stavate pure divertendo. Sì, ci divertiamo, abbiamo portato a casa alcuni punti fondamentali per questo campionato, però quando ci si diverte in campo credo che sia un bel passo in avanti per tutto, insomma. Quindi obiettivo nell'immediato, sicuramente ovviamente la salvezza per il Feltre, Sì. ma nel proseguo invece della pallavolo di Federica? Ma ora penso a concludere questo fine campionato, portiamo a casa questa salvezza e poi vedremo, chissà. Allora intanto benvenuta Federica qui a Feltre e tanto in bocca al Grazie. lupo per il proseguo del campionato. Grazie.